Approfittava del suo lavoro di operatrice sociosanitaria per derubare gli anziani con disabilità di cui era chiamata ad occuparsi. 43enne, originaria di Brindisi ma residente a Brendola, è stata denunciata dai carabinieri per furto aggravato in abitazione. La 43enne li derubava dei monili d'oro per poi rivendere ad uno compraoro a Montecchio Maggiore. 8 i colpi per un ammontare che si aggira attorno ai 10.000 euro che la donna tra il 2019 e il 2020 avrebbe messo a segno. Furti commessi tra Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Schio e l'ultimo attore di Quartesolo, che ha permesso la sua individuazione e denuncia. I carabinieri della stazione di Torri sono arrivati a lei dopo la denuncia di un'anziana che si era vista sparire 50 euro in portafoglio, un girocollo d'oro, orecchini e un anello con brillante. A frequentare la casa l'infedele operatrice sociosanitaria. Risaliti alla cooperativa, mano amica di Schio per cui lavorava ed estranea ai fatti, i militari hanno appurato che la donna era stata presente anche in altre abitazioni di anziani con disabilità che a loro volta avevano presentato denuncia per furto. La donna, messa di fronte ai fatti, avrebbe negato, affermando di non sapere nulla, ma ad inchiodarla ci sarebbero le stesse ricevute di vendita al compro oro ed alcune foto dei preziosi sottratti e riconosciuti dai legittimi proprietari.